Il Presidente del Veneto e i direttori delle università siglano l'accordo per l'assunzione di medici specializzanti negli ospedali. Zaia, con questo ed altri strumenti potremo risolvere la carenza di medici nei prossimi 2 anni. Trasferita in rianimazione, sempre gravissima la mamma che si è data fuoco perché la figlia di 8 anni è stata dichiarata adottabile. Per la rete nazionale dei centri antiviolenza, il gesto di una donna lasciata sola dalle istituzioni. Ancora uno sversamento di gasolio nel Sile in pieno centro a Treviso. Dopo il caso di sabato si cerca la perdita, nei prossimi giorni anche video ispezioni. Si era reso responsabile di rapine per strada, vittime anziane a cui strappava la catena d'oro al collo. Ora un 18enne di Cornuda è finito in carcere. A Cairano San Marco, strage di cagnolini avvelenati da bocconi gettati per strada o nei giardinetti. Molti si sono rivolti al sindaco. Rubava sci sulle piste mentre i proprietari facevano pausa nei rifugi. I carabinieri di Predazzo hanno denunciato un 64enne di Castelfranco. Mentre a Treviso il dibattito su Marco Goldin resta aperto, tutto esaurito a Padova per la prima lezione dedicata a Van Gogh in vista della grande mostra di ottobre. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La sanità in primo piano. Oggi a Venezia il Presidente della Regione e i direttori delle università di Padova e Verona hanno siglato il protocollo d'intesa che permetterà l'assunzione di medici specializzanti con contratti di formazione e lavoro negli ospedali del Veneto. Le prime 7 assunzioni, 3 a Verona e 4 a Padova, sono già state effettuate. Altre ne seguiranno perché con la firma del protocollo d'intesa siglato a Palazzo Balbi dal presidente del Veneto Luca Zaia e i rettori delle università di Padova e Verona Rosario Rizzuto e Pierfrancesco Nocini, l'assunzione di medici specializzanti con contratti di formazione e lavoro diventa sistema. L'organico del Veneto idealmente dovrebbe avere 1300 medici in più. Ricordiamo che in Italia mancano 56.000 medici. Oggi la vera difficoltà è trovare medici. L'ultimo concorso per 80 medici di pronto soccorso ci ha fruttato 3 assunti. Con questo accordo, con i concorsi che stiamo facendo e con le ultime normative nazionali del Ministro Speranza, possiamo dire con tranquillità che in 2 o 3 anni si va a regime. L'accordo siglato con le università coinvolge anche le scuole di specializzazione, con 197 specializzanti del 4º e 5º anno che potranno essere assunti con contratti a tempo determinato a 32 ore, con uno stipendio di 2.300 euro al mese. È un accordo storico perché il Veneto mostra ancora una volta la capacità di fare squadra, di lavorare insieme, riuscire ad affrontare un problema, un'emergenza con una soluzione non di basso profilo ma di altissimo profilo, in cui la soluzione è anche un modello nazionale. Io credo che sia un ulteriore punto d'orgoglio per la nostra regione. Già prima in regione la presenza di specializzanti fuori dalle sedi universitarie stava avvenendo più che nel resto d'Italia. Ora il Veneto diventa un centro pilota a livello nazionale. Sono medici al 4º anno, 5º anno di specialità che le facoltà la nostra facoltà, le scuole di specialità, i direttori valutano in grado di poter avere la massima sicurezza per poter accudire al cittadino, fermo restando che non sono da soli, c'è sempre un tutore. Torniamo ora sulla vicenda della mamma che si è data fuoco ieri davanti al Tribunale dei minori a Mestre perché la figlioletta di 8 anni è stata dichiarata adottabile. È stata trasferita in rianimazione in gravi condizioni la mamma 50enne che si è cosparsa di benzina e si è data fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre, tribunale che aveva dichiarato nei giorni scorsi adottabile la figlioletta di 8 anni. La donna di origini marocchine, residente a Padova, nel quartiere Torre, ha riportato ustioni profonde di secondo e terzo grado sul 50% del corpo. Sebbene le fiamme siano state spente in pochi secondi, le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da dover essere intubata sul posto dai sanitari del SUAM 118, che l'hanno trasportata all'ospedale dell'Angelo, dove è stato deciso poi il trasferimento al centro Grandi Ustionati di Padova.
La prognosi è dunque riservata e decisive saranno le prossime ore. Un caso drammatico che colpisce profondamente l'opinione pubblica, ma anche il gesto di una donna sola di cui le istituzioni non hanno saputo comprendere il dolore e a cui non hanno saputo offrire alcun sostegno, secondo Antonella Veltri, presidente della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, Dire. Allontanare i figli dalle madri, prosegue, collocarli in istituto dovrebbe essere la soluzione estrema, invece viene adottata sempre più spesso dai servizi sociali. Speriamo che questa vicenda spinga le istituzioni a rivedere le prassi che adottano. Ma la cinquantenne, stando al padre della piccola e alle vicende giudiziarie che li avevano visti protagonisti, non era nuova a comportamenti estremi. Questa relazione ha durato per un anno e mezzo. È nata una bambina in cui io circa 3 anni fa dopo l'ho riconosciuta. La bambina è sempre cresciuta non mancandogli assolutamente niente. I miei familiari sono venuti a sapere dell'accaduto, sono venuti a sapere di questa cosa e siamo qua, ecco. Il 69enne di Casier racconta di rapporti via via degenerati, chiamate, incursioni a casa e sul posto di lavoro, minacce, ben 4 le denunce di stalking da parte del padre della piccola. Infine la bambina era stata tolta alla madre e in questo quadro il padre non se l'è sentita di chiederne l'affidamento. Sarebbe una cosa peggiorativa per la bambina perché se la madre me la trovo fuori di casa dovrei ogni volta chiamare le forze dell'ordine, la bambina come crescerebbe? I fatti di ieri potrebbero cambiare gli scenari futuri, ma se dovesse essere confermata la strada dell'adozione, il 69enne non vuole comunque perdere il legame con la figlia. Io alla bambina sono affezionato, l'ho vista anche oggi, da mezzogiorno all'1:30 e sono felice di averla vista. Io ho chiesto al tribunale di non perdere la bambina, perché io la bambina voglio continuare a vederla. Spero che il tribunale tenga conto di questa mia richiesta volontà. Ancora uno sversamento di gasolio nel Sile in pieno centro a Treviso dopo il caso di sabato. Vigili del fuoco in azione per arginare l'inquinamento. Si cerca intanto l'origine della perdita. La polizia locale nei prossimi giorni avvierà anche video ispezioni per cercare di arrivare all'origine dello sversamento. A lanciare l'allarme verso l'1 di pomeriggio sono stati alcuni passanti nella zona della stazione delle Corriere Mom. L'odore di carburante si sentiva a decine di metri. 5 pannelli assorbenti galleggianti le mettiamo dall'altra parte, a monte del ponte. Lo sversamento di gasolio, ben visibile in superficie, ha raggiunto la sua maggiore concentrazione al di sotto del Ponte de Fero, lungo il PUT. In questo punto i vigili del fuoco di Treviso hanno steso sul posto delle panne assorbenti per contenere l'inquinamento. I controlli, come da prassi, sono stati eseguiti anche dai tecnici dell'ARPAV. Un altro sversamento era accaduto 2 giorni fa all'altezza di Ponte Dante, molto probabilmente per la stessa causa. Ieri non c'era nulla, eravamo in sopralluogo e oggi si ripresenta. E allora abbiamo deciso di venire qua anche io e il sindaco per verificare qual è la situazione, perché lo sversamento è molto grave. Abbiamo individuato l'area di massima e adesso stanno verificando esattamente il punto di fuoriuscita. È molto probabile che sia la caldaia di riscaldamento di qualche abitazione? È sicuramente una casa contigua dal quale c'è questo sversamento e stiamo individuando qual è. Cosa rischia il privato? Beh, il privato rischia una sanzione, però diciamo che anche è vero che se non se ne è accorto non possiamo neanche imputargli più di tanto. È chiaro che è responsabile della manutenzione della caldaia e anche della cisterna ad essa collegata. Più che altro il danno ambientale si sta facendo perché si sta sversando grandi quantità di gasolio direttamente sul Sile e questo danneggia sia la flora che la fauna. Adesso verificheremo quali sono le condizioni dell'acqua. Chiediamo anche ai cittadini che se verificano che all'interno della loro caldaia ci sono dei problemi di dircelo immediatamente in modo tale che limitiamo il campo di ricerca. Si era reso responsabile di rapine per strada, vittime anziani cui strappava la catenina d'oro dal collo. In un caso a Valdobbiadene il malcapitato era caduto finendo all'ospedale. Ora un 18enne di Cornuda è finito in carcere. Si sono aperte all'età di appena 18 anni per un giovane nordafricano di Cornuda le porte del carcere di Santa Bona.
Si tratta di un ragazzo di origini marocchine che si è reso responsabile tra il 2018 e il 2019, quando dunque era ancora minorenne, di una sfilza di reati, dalle rapine per strada ai furti allo spaccio di stupefacenti. Ora l'autorità giudiziaria ne ha disposto l'accompagnamento in cella. I carabinieri hanno eseguito nelle scorse ore l'ordinanza di carcerazione. Nella casa circondariale di Treviso il giovane magrebino dovrà scontare 8 mesi di reclusione. L'episodio più grave che lo vede responsabile nel maggio del 2018 a Valdobbiadene, quando in piazza Guadagnini, insieme a un complice, strappò la catenina a un passante che aveva riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Altri furti con strappo a Crocetta del Montello e Possagno, sempre puntando a collane e catenine al collo. Ma il 18enne ha all'attivo anche lo spaccio di marijuana. Da qui l'ordinanza di carcerazione eseguita dai carabinieri della compagnia di Montebelluna e della stazione di Cornuda, che già avevano arrestato in passato il ragazzo ponendolo ai domiciliari nel 2018. Andiamo ora a Caerano San Marco, dove è strage di cagnolini avvelenati da bocconi gettati per strada o nei giardinetti. Ho fatto il giro in bicicletta con lui salito fino all'angolo là e là ha perso conoscenza, l'ho provato, sono arrivato al veterinario che sono 300 metri, era già morto quando l'ho messo per terra. Via Corazzin, Caerano San Marco, Jack, il cagnolino del signor Giuseppe, è morto dopo aver masticato qualcosa trovato per terra durante una passeggiata come tante. Il suo proprietario, che l'aveva raccolto per strada e salvato quando era appena un cucciolo, lì per lì non ha sospettato che si trattasse di un boccone avvelenato, ma quello di Jack è l'ennesimo caso, come testimonia questo cartello all'altezza di una piccola area verde. E un altro cartello da affiggere ce l'ha in mano la signora Maria, anche lei reduce da una brutta esperienza a dicembre. Ma il mio si è salvato perché ha vomitato. Io sono sicura che qualcuno che abita qua, perché qua passano tante persone con i cani. Servirebbe, dice, un'area di sgambatura come ce ne sono in centri più grandi, perché a sentire nel quartiere episodi di avvelenamenti, oggi come in passato, ne sono successi parecchi. A me era capitato più di 5 anni fa e adesso per me è un problema perché comunque li sta in giardino spesso e sapendo che qua ci sono bocconi, io non mi fido più a lasciarli in giardino e allora lo tengo in casa o dietro. In molti si sono rivolti al sindaco. Ci sarà da fare una bonifica come si può dire, visiva, e poi vedremo se sarà possibile contattare anche il reparto della Guardia Forestale che hanno i cani addestrati per la ricerca di bocconi avvelenati. Invito appunto quelli che hanno subito questi episodi che mi vengano a fornire con precisione il luogo dove sono successi questi fatti, perché da lì al limite possiamo fare dei controlli mirati, magari mettere anche qualche telecamera nascosta. Nel frattempo massima cautela per chi invece ha già perso il proprio animale da compagnia come il signor Giuseppe, restano il dispiacere e l'amarezza. Alla domanda se intenda prendere un altro cagnolino, il pensionato risponde così. Per il momento devo smaltire questo disgusto e poi dopo credo di sì. Era una cosa meravigliosa perché andavamo a fare 4-5 passeggiate al giorno. Era un modo anche per me per muovermi. Adesso al mattino non ho neanche più voglia di vestirmi perché dove vado da solo come un cretino. Ed ora l'ira del sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Zumschi, che in una nota documenta il ritrovamento nei giorni scorsi in Golena del Piave delle carcasse di ovini abbandonate. L'ULSS è stata attivata per le verifiche di pertinenza. Spiace constatare, attacca il primo cittadino, un ennesimo atto di inciviltà e come amministrazione comunale ci piacerebbe scoprire gli autori di tale scempio. Se qualcuno ha qualche notizia, continua il sindaco, la fornisca pure il primo cittadino, anche perché i costi di smaltimento degli animali graveranno sulle tasche dei cittadini. Ancora cronaca, un artigiano di 45 anni di Borso del Grappa è stato investito accidentalmente da un camion dell'impresa edile con la quale stava lavorando alla ristrutturazione di un'abitazione privata in Valle Schievenin, in comune di Quero Vas, nel Bellunese. L'uomo ha riportato la frattura del femore della gamba destra ed è ricoverato all'ospedale di Feltre. Sul posto, con i carabinieri del Norm di Feltre e anche personale dello Spisal che ha eseguito gli accertamenti del caso. Rubava sci sulle piste mentre i proprietari facevano una pausa nei rifugi. I carabinieri di Predazzo hanno denunciato un 64enne di Castelfranco.
Si appostava nei pressi di Rifugi o Baite, aspettava che gli sciatori entrassero, poi con grande disinvoltura si avvicinava alla rastrelliera, sceglieva gli sci più costosi, li prendeva e se li caricava in macchina, andandosene come se nulla fosse. Protagonista dei furti un 64enne di Castelfranco Veneto, denunciato dai carabinieri di Predazzo, che dopo una serie di furti di sci nel comprensorio sciistico di Bellamonte, in Val di Fiemme, ma anche in altre zone del Trentino, sono riusciti, grazie alle telecamere di videosorveglianza, a risalire all'uomo. Dalle indagini è emerso che il 64enne trevigiano era in contatto con un negoziante piemontese per piazzare il bottino. Nel negozio, in provincia di Torino, i militari dell'Arma hanno così recuperato 5 paia di costosi sci, restituiti ai legittimi proprietari. Il commerciante è stato denunciato per incauto acquisto. Ed ora linea alla regia, una piccola pausa pubblicitaria. A tra poco. Treviso. Ben ritrovati con il telegiornale di Treviso, parliamo ora di tasse e di fisco, conti correnti al setaccio contro l'evasione fiscale. Il fisco lancia l'algoritmo di aprile, sentiamo. Algoritmo d'aprile verrebbe da dire. No, questa volta non è un pesce d'aprile, questa è una realtà a tutti gli effetti. L'Agenzia delle Entrate ha elaborato un sofisticato algoritmo che a partire dal 1° di aprile sarà in grado di passare al setaccio i conti correnti degli italiani. È un massiccio piano anti-evasione fiscale che a quanto pare non lascerà scampo. Tutte le operazioni fatte sul nostro conto corrente potranno essere esaminate. Se l'algoritmo troverà delle incongruenze rispetto a quanto sostenuto nella dichiarazione dei redditi, scatteranno ulteriori controlli del fisco. Siamo pieni di gente che non è molto corretta e quindi è meglio così che siano dei controlli e che ci sia meno contante che gira. Diciamo ci sono molti italiani che evadono. È giusto che facciano i controlli, chi li fa sapere, diremo, insomma. Perché poi alla fine gli evasori sanno anche come fare per non farsi beccare. È chiaro. Vedremo se riusciranno a recuperare qualcosa. Mi sarei contento se lo facesse, però... Per cui fatta la legge, trovato l'inganno? Direi di sì. Guardi, io per un controllo un po' più dettagliato su certe fasce sono a favore. I superpoteri del fisco si scontreranno però con la tutela della privacy. La proposta non piace al garante dei dati personali Antonello Soro e a numerosi cittadini. È una violazione della privacy. Da un punto di vista formale si potrebbe anche dire di sì, nel senso che controllare l'evasione dovrebbe essere una strategia, però secondo me non in questo modo, nel senso che controllare il singolo cittadino che ha anche le proprie libertà di spendere i suoi soldi come vuole, la trovo una cosa un po' ingiustificata. Credo che invece se i governi riuscissero, si mettessero insomma un po' a lavoro nel trovare strategie perché le persone possano per esempio scaricare più spese possibile familiari, per esempio, allora non ci sarebbe bisogno di evadere. La politica ora si allarga al gruppo consigliare di Fratelli d'Italia in Regione Veneto, ma aumentano anche le frizioni con l'alleato leghista. Sentiamo. Alle ultime elezioni regionali, Fratelli d'Italia aveva eletto un consigliere, Sergio Berlato. Con l'ingresso nelle sue fila di Andrea Bassi e Stefano Casali, consiglieri di centrodestra Veneto, Autonomia e Libertà, a qualche mese dalla fine della legislatura, Fratelli d'Italia è diventata di fatto la quarta forza politica del Consiglio regionale, se si sommano anche Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan, che sono entrati nel partito mantenendo i rispettivi gruppi consigliari. Un allargamento che, secondo Ignazio La Russa, è supportato anche dalle intenzioni di voto, ma anche una crescita che sembra mettere in concorrenza i partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una sorta di derby interno al centrodestra, anche a livello locale e regionale. Certi che esistono, per carità, sempre, certi piccoli provincialismi, certe conflittualità locali ci possono stare, ci stanno, ma se uno le guarda con un po' di distacco si accorge che sono niente in confronto a ciò che ci unisce, a ciò che insieme vogliamo realizzare. Il caso però appare superiore ad una bega locale e potenzialmente in grado di influenzare le prossime regionali.
A Castelfranco e a Spresiano, Fratelli d'Italia sfida apertamente la Lega nelle elezioni comunali, tanto che il commissario provinciale del Carroccio, Gianangelo Boffa, ha perso la pazienza e messo in dubbio l'alleanza da Treviso a Venezia. E va bene, lui vuol dire che non le farà lui, le farà Salvini, che vuoi che ti dica. Ma la Lega fa paura alla crescita di Fratelli d'Italia? No, io spero di no, ripeto, lo dico in continuazione. Oggi, il sondaggio di oggi prendiamo, dà in crescita sia la Lega sia Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia oltretutto sta crescendo anche prendendo voti fuori dal centrodestra, ma se ne prende e ne prende qualcuno dentro il centrodestra, non di Fratelli d'Italia, sono voti che altrimenti magari finirebbero fuori dalla nostra coalizione. Lotta allo smog, botta e risposta tra il sindaco di Treviso Conte ed il consigliere regionale Zanoni. Cavalca tutte queste problematiche con questi provvedimenti molto populisti che colgono la parte emotiva dell'elettorato, però di concreto Zanoni proposte non ne fa. Smog e polemiche. Dopo la denuncia della Regione Veneto alla Commissione europea, il sindaco di Treviso attacca Andrea Zanoni, a stretto giro la replica del consigliere regionale del PD a Mario Conte. Rispetto all'amministrazione Manildo ha eliminato le sanzioni perché tiene aperte le porte dei negozi, quando ad esempio il sindaco di Vicenza addirittura ha fatto un'ordinanza per chiudere le porte. Una lotta allo smog del tutto inefficace secondo Zanoni, quella messa in atto da Palazzo Balbi, che delega le iniziative antismog ai comuni con più di 30.000 abitanti, di cui l'invito a Conte anche in veste di presidente dell'Anci Veneto. Vada a bussare alla porta di Zaia e si faccia fare tutte quelle iniziative utili a combattere lo smog. Ad esempio a noi del Partito Democratico la Lega in Consiglio regionale ci ha bocciato un'iniziativa per piantare 5 milioni di alberi che sappiamo catturano le polveri sottili e catturano anche la CO2. Le attività sono molte da fare, non faccia da scaricabarile, si tiri sulle maniche perché la salute dei cittadini è primaria e viene prima di tutto. Mentre a Treviso il dibattito su Marco Goldin resta aperto, tutto esaurito a Padova per la prima lezione dedicata a Van Gogh in vista della grande mostra di ottobre. Lunghe file al San Gaetano per la prima lezione dedicata a Van Gogh, che dà ufficialmente avvio alla galassia di eventi collegati alla grande mostra organizzata dal critico trevigiano Marco Goldin e in programma a Padova ad ottobre. Tutti esauriti i 250 posti dell'Aula Magna del Centro Culturale per ascoltare il curatore, in prima fila anche il sindaco di Padova Sergio Giordani. La prima lezione è dedicata al tema dell'artista, del pittore come eroe, ed è un po' l'introduzione a tutta la mostra, quindi dietro a questo concetto, a questa idea così del pittore che anticipa il futuro è costruita tutta la mostra. Intanto la mostra Van Gogh, i colori della vita, fa registrare già numeri da record. In appena pochi giorni di apertura straordinaria di prevendite sono già stati venduti oltre 5.000 biglietti. Un esperimento per la linea d'ombra che per la prima volta ha deciso di anticipare con un'apertura straordinaria la prevendita ufficiale che sarà invece ad aprile. Ma le novità non sono finite qui, perché in Olanda al Museo Kröller-Müller di Otterlo, dopo aver annunciato una settimana fa l'arrivo di 125 opere, Marco Goldin è riuscito ad ottenere anche il prestito di un altro capolavoro. Questa volta si tratta del maestro del post-impressionismo Paul Signac. Beh, non è detto che non siano anche di più, perché sto lavorando ancora a 2 o 3 prestiti, quindi potremmo anche forse arrivare anche verso le 130 opere, comunque diciamo che sarà un numero compreso fra 125 e 130. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Lutto a Campolongo di Cadore per la tragica morte di Gabriele Comis. Il giovane, 19 anni, il prossimo agosto è scivolato sul ghiaccio durante un'escursione sul Monte Coll ed è precipitato in un canalone per un centinaio di metri. Una passeggiata in montagna, un pomeriggio di svago per Gabriele Comis, che ieri con il suo cane e l'amico avevano deciso di raggiungere il Monte Coll percorrendo il sentiero che si prende poco sopra Campolongo, da Baita a Pian dei Usei. Quasi 12 km di cammino con passaggi a cui in questa stagione bisogna prestare attenzione per l'insidia del ghiaccio. E il ghiaccio ha tradito Gabriele, un passo in fallo, forse una disattenzione l'ha fatto precipitare in un canalone.
Il suo corpo privo di vita è stato recuperato nella tarda serata di ieri in località Bosco Nero. L'amico ha cercato di aiutarlo, ma è ruzzolato pure lui a valle, in mezzo al bosco. Con lui però il destino è stato più clemente. Il ragazzo, pur ferito, è riuscito ad alzarsi e a raggiungere il sentiero per il rientro, dove ha incontrato i soccorritori. A loro il giovane ha raccontato di avere visto scivolare sul ghiaccio e poi scomparire l'amico Gabriele. L'ho chiamato invano, ma poi sono caduto anch'io, ha detto sotto shock ai soccorritori che si erano messi sulle tracce dei due ragazzi nel tardo pomeriggio di ieri, quando le famiglie, non vedendoli rientrare, avevano lanciato l'allarme. I due amici erano sulla via del ritorno, ma al sopraggiungere del buio erano rimasti senza pile e al freddo. Attorno alle 22 i soccorritori della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino del Comelico hanno recuperato il corpo di Gabriele, trasportato a spalla fino alla baita Pian de Eusei e lì affidato al carro funebre. Nell'incidente è morto anche il cane, precipitando nel canalone assieme al ragazzo. Gabriele avrebbe compiuto 19 anni il prossimo agosto, frequentava l'Istituto Fermi di Pieve di Cadore e oltre alla montagna la sua grande passione era il calcio. Tutta Campolongo si è stretta al dolore della famiglia che vive al 105 di Via Nazionale, la strada che attraversa la frazione di Santo Stefano di Cadore. A Palazzo Piloni a Belluno inaugurata la mostra dedicata alle madri e ai padri fondatori dell'Europa Unita. I volti e la storia delle madri e dei padri fondatori dell'Unione Europea sono rappresentati in una serie di pannelli espositivi che abbracciano la sala della Presidenza della provincia di Belluno. Ci sono tutti, al solo pronunciare i loro nomi si viene pervasi dal valore di un patrimonio umano immenso, da Churchill a Schuman, da De Gasperi a Spinelli, padri e soprattutto madri, figure di spicco come Ursula Hirschman, colei che diffuse il manifesto di Ventotene e organizzò il movimento Donne per l'Europa, Ada Rossi, Louise Weiss. Un tributo che la provincia di Belluno rende oggi a chi si spese per la creazione dell'Unione Europea in cui viviamo e che è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Europe Direct, il punto informativo dell'Unione Europea del Comune di Venezia. La mostra ha un valore forte, simbolico, è una mostra sulle madri e padri fondatori dell'Unione Europea, è stata prodotta dalla città di Venezia nel 2014 e da allora è itinerante in tutto il Veneto presso le istituzioni e gli istituti scolastici. Capire quale può essere il nostro ruolo per rinfocolare ogni giorno lo spirito di fondazione e rifondazione dell'Unione Europea è l'obiettivo della mostra dedicata ai giovani e alle scuole, ma utile a tutti, ha spiegato la vicepresidente della provincia Serenella Bogana nell'inaugurare l'esposizione alla presenza del prefetto, del responsabile dell'ufficio scolastico provinciale, delle autorità cittadine e di un folto gruppo di studenti. La mostra, visitabile fino al 21 febbraio, fa parte di una serie di eventi promossi dalla Commissione europea in tutti i Paesi membri per rafforzare il senso di appartenenza all'Unione, ricordare il processo di unificazione compiuto e fare riflettere sul cammino che resta da percorrere. È un simbolo. Esporre la mostra significa guardare al passato dell'Europa per essere forti, rivolti al futuro. 200 bambini hanno partecipato all'evento formativo promosso dalla Polizia di Stato e dall'associazione Il Sorriso di Matilde, dedicato alla sicurezza sulle piste da sci. L'evento si è svolto ai piedi delle Tofane a Cortina d'Ampezzo e per l'occasione la Polizia ha messo in campo una squadra del nucleo cinofili in forza al centro addestramento alpino di Moena. L'ex campionessa di sci alpino Wendy Siorpaes ed il commissario Enrico Ricci, responsabile dei distaccamenti sciatori per la provincia di Belluno. Prima la teoria e poi la pratica con i cinofili che hanno simulato un intervento di ricerca persona sepolta da valanga e spiegato ai bambini presenti come dare l'allarme in caso di slavina. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio tra pochissimo a 20:10, ospite con Ferdinando Avarino Gianangelo Boff, commissario provinciale della Lega a Treviso. È tutto dunque, come sempre un'occhiata al nostro meteo. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.
Bentrovati al meteo. Anticiclone in ulteriore rimonta, bel tempo su tutto il territorio e così l'inverno tornerà a latitare. Il dettaglio di mercoledì 22 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà stabile con ampio soleggiamento. Sarà in prevalenza sereno con ottima visibilità in montagna e con probabili foschie o locali nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime fino a -4 gradi, valori massimi invece fino a 9 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso, vedete, su tutti i settori. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sole prevalente su tutti i settori con al massimo poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, valori massimi tra 7 e 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.